Riecco all'appuntamento, mi ha dato per attraverso la saliva anche, all'appuntamento del Sindaco Risponde ogni martedì sera 19:30 20:30, puntuali. Vi ricordo che siamo esattamente rigorosamente in diretta 19 e 54 49, se lo sto leggendo almeno bene, però siamo in rigorosa diretta. I numeri per interagire 049 80 777 53 20 per 19 19 e 56 57 più o meno. Per i messaggi 345 334 1171, l'email il sindaco risponde gruppo tv7.com, e siamo anche sulla piattaforma di Facebook. Allora Danny, sono arrivati già la prima serie di messaggi, andiamo con il primo. Percorro tutti i giorni Viale Codalunga e da quando è stata cambiata la viabilità in quella zona, la mattina ma anche verso le 14 il traffico è sempre intasato, molto peggio di prima. Non si può tornare alla precedente viabilità? È vero che c'è un po' di intasamento nelle ore di punta, però funziona molto meglio adesso, obiettivamente. Funziona meglio di prima. È vero che intanto le ore di punta è un po' difficile, però ricordo che c'è anche Ponte Morgomaio che ha qualche problema, siamo in manutenzione, probabilmente anche per quello è il motivo. Non si può ritornare ovviamente a quanto era prima, non si può. Andiamo col secondo, Dennis. Funziona secondo me. Dopo, certo, sono tante macchine, tanto traffico, è vero. Certo. Per favore, potete sistemare il cimitero maggiore di Chiesa Nuova pieno di erbacce e incuria tra le tombe? Maria. Io sono stato in periodo di morte, sono stato lì, francamente ho visto un cimitero tenuto benissimo. Sono d'accordo, anch'io l'ho visto in ordine, non so se questi giorni qui è nata per carità, non voglio. L'assessore Benzolini sta lavorando molto bene a delega ai servizi cimiteriali. Io l'ho visto 15 giorni fa, mi pare veramente tenuto benissimo. L'ho visto anch'io. Ho avuto anche i complimenti della forza dell'ordine, francamente, che c'erano là, per cui forse qualche zona non è andata bene, però mi chiamerò domani mattina, chiamerò l'assessore, darle un'occhiata, penso che sia qualche zona, io l'ho visto messo bene. Andiamo con il terzo messaggio. Buonasera, sarebbe possibile intervenire per ridurre il traffico a Ponte Vigo d'Arzere? Nelle ore di punta non si può passare. Magari, è un disastro quella norma. Se è un progetto fatto che è in attesa di ricevere finanziamenti dalla regione PNRR, fatto dall'assessore Micanizzi, ma del comune Cadoneghe, comune Vigo d'Arzere, comune Limia, un progetto fatto a 4 e tutti siamo concordi che è un progetto fatto bene. Costa molto, io spero che venga finanziato al più presto per fare questo intervento. È vero che Ponte Vigo d'Arzere c'è un traffico pazzesco, però ripeto, col coordinamento della provincia in cui c'era ancora presente voi, assieme a Padova, Vigo d'Arzere, Limina e Cadoneghe, è stato fatto un progetto per risolvere definitivamente questo problema. Spero venga approvato presto, è un investimento molto alto. Ecco, ma senta, lì molto probabilmente, Sindaco, succede perché c'è la rotonda e poi c'è l'imbuto che si stringe in maniera incredibile, perché poi quando lo prendi diventa anche scorrevole, ma è proprio l'imbuto quello lì che quando è stato fatto molto probabilmente non hanno fatto la valutazione corretta, molto probabilmente, presumo. Bisogna cambiare radicalmente il tutto, non ci sono altre soluzioni. Purtroppo nelle ore di punta è veramente disastroso. Come tante zone, sono tante auto. Quando piove o quando ci sono le scuole, Padova cambia in negativo. Io spero molto, e sono convinto di questo, che quando arriverà il tram cambierà anche grandi linee la viabilità. E quando Bus Italia sistemerà le cose, per cui è un piano globale. Io conto che verso aprile-maggio cominceranno i lavori del tram del SIL 3 e SIL 2 dopo 1 anno e mezzo, per cui nel 2026 avremo un tram che porterà 20 milioni di persone. La viabilità sarà diversa, modo di vivere diverso. Se qualcuno vede Milano, Londra, diventa diverso, uno prende il tram
per andare da Rubano in centro, per andare da Vigonza in centro o per andare in ospedale. Cambierà moltissimo. Bussi Italia è lo stesso, ha avuto un momento di difficoltà, stiamo lavorando molto bene in sinergia, provincia, comune, Bussi Italia. È un'azienda che ha avuto problemi con la pandemia, stiamo cercando di collaborare. Spesso volentieri dicono non è un problema tuo, è un problema di Bussi Italia, è tutto un problema mio. Io sono responsabile di quello che cade, nel bene e nel male. Per conseguenza stiamo aiutando tutti quanti Bussi Italia a uscire da questo problema. Quarto messaggio. Salve Sindaco, ma la farete l'arena della musica in fiera? Grazie per la risposta, Sergio da Torre. L'istinto mi dice sì. No, lo sì. L'istinto, no, però qualcosa di più di istinto. Io sono convinto che questa è sarebbe una grande vittoria per la fiera e per tutta la città. Mi spiego meglio. Quando sarà fatta non lo so, però io conto nel mio mandato che venga, non dico fatta, ma quasi. Abbiamo una fortuna, abbiamo un organizzatore di concerti importante a Padova, si chiama Zed, e abbiamo ulteriormente un aspetto musicale importante. La musica porta turismo anche internazionale. Quando sono qua spettacoli importanti, vuol dire portare gente anche dall'Europa, è un valenza importante. La fiera, voi sappiamo tutti, la logica della fiera è cambiata, non è più la fiera di una volta, purtroppo, o purtroppo per fortuna, Internet ha cambiato il mondo e stiamo cercando, abbiamo fatto un piano strategico col consiglio amministratore della fiera, che per me è fatto molto bene, in cui viene valorizzata la fiera al massimo. Me l'ha fatto un albergo, l'ha fatto un e-sport vuol dire i giochi elettronici, sarà la capitale dei giochi elettronici italiana. Verrà fatta anche l'arena della musica, non è finanziata, sia chiaro, non sto vendendo cose che non ci sono, però conto molto che sia fatto il finanziamento e che in primavera riusciremo a far sì di concepire il piano, non fare la fiera. Però io penso che sia una cosa importante per Padova, anche perché la fiera di Padova è in centro, è un grosso vantaggio. Siamo in centro, vuol dire che arriverà col tram, vuol dire che arriverà con la stazione, vuol dire a piedi, in bicicletta. Vuol dire una cosa importantissima per quello che riguarda, vuol dire fare un salto di qualità alla fiera. La fiera già funziona il centro congressi in maniera meravigliosa, abbiamo tantissimi eventi, abbiamo una fortuna che in centro a Padova va valorizzata questo, anche uno va in fiera, va a avere un vero concerto, vuol dire che va a consumare a Padova, vuol dire che va in qualsiasi parte. Per me è una cosa importantissima e cerco di farlo perché ci credo. Senta, così tanto per chiederle, perché sai che mi sono fatto un nodo al fazzoletto, io lo posso non ricordarmi. E la Piani cosa succederà? A Piani l'ho già detto, forse lei ha poca memoria. Allora, a Piani io penso che gennaio-febbraio sarà battuta la curva, E per aprile è una cosa più semplice da fare. Per aprile dovrebbe essere finito tutto. Se mi lascia rispondere, grazie. Sì, no, dopo lei non si ricorda tutto bene, per cui ricordo io. Allora, gennaio e febbraio sarà battuta al culo, è cosa più semplice, 10 giorni, fa molto facile. Dobbiamo mettere in sicurezza, dobbiamo verificare, fare una bonifica, dopodiché va recintata per sicurezza, va fatto la viabilità. Vi ricordo c'è una pista ciclabile che va attorno, per cui va portata in terreno per fare la famosa duna sagomata, il terreno deve assestarsi. Io penso che maggio-giugno, una cosa del genere, sarà fatta. Un po' aprile, adesso siamo a maggio. Maggio-giugno. No, lo sa perché Sindaco, siccome hai fatto un logo importante però, io penso che sia importante fare cose. Allora, oltre che dirle. Adesso devo togliere. No, non so, è un posto veramente brutto. Mi permetto, e lo dico anche ai telespettatori, che questo è un sassolino che mi sono tolto, perché una delle ultime puntate il sindaco non mi ha ripreso perché non ho fatto questa domanda e me ne ero non dimenticato, ma non era nella mia scaletta. Allora adesso glielo ricorderò a ogni puntata. Ma guarda che già la demolizione della curva è già finanziata. Per sì, cui no. già a febbraio la battono. Sì. Ma io ho chiesto anche, abbiamo una cattiva abitudine, cominciare un lavoro e poi va lentamente nel tempo. Se invece dichiariamo già il timing, e questo che chiedo agli uffici e anche all'assessore, dichiariamo il timing dei lavori, è importante perché diciamo, a febbraio buttiamo giù, a marzo c'è la recensione, a aprile sto inventando, c'è pista ciclabile, finalmente sarà fatto pulizia, sarà una bella cosa.
Però lei lo sa che la burocrazia purtroppo va al di là delle sue idee, perché io so benissimo che lei è uno che farebbe, essendo un imprenditore, le cose oggi per domani, però nella burocrazia purtroppo... Però devo dire anche un'altra cosa, gli uffici sono impegnati in maniera incredibile, stanno lavorando per ottenere il PNRR ha un tempo limite, bisogna fare le cose e bisogna non perdere un centesimo del PNRR e questa è la priorità che c'è adesso. Cioè, le chiedo se acceleriamo perché ho tante cose a chiedere, non so se riuscirò. Allora inizierei con l'ex CONI, la palazzina ex CONI l'Arcella diventerà un nuovo polo culturale città con una biblioteca, un'emeroteca, uno spazio espositivo e l'intervento originario prevede la ristrutturazione dell'edificio, eccolo qui, ma ora si sta valutando di abbatterlo e ricostruirlo nuovo. Allora com'è la situazione? Abbiamo chiesto l'autorizzazione per fare questo, no? Attualmente dobbiamo ristrutturare questo, però costa meno buttare giù e rifare che metterlo a posto, per cui abbiamo chiesto l'autorizzazione. Verrebbe fuori molto più bello. Stiamo attendendo l'autorizzazione. Senti, invece una cosa positiva, questo ovviamente la pazzia, una delle cose positive, e io quando passo alla sera, lei passa sempre da quella parte, i giardini dell'arena illuminati come sono. Bellissimi. È andato nella pista di pattinaggio o no? No, ho visto perché il progetto. Perché c'è la pista di pattinaggio, consiglio a tutti di andare, se vuole raccontare, perché lì è un gioiellino quello lì. Ho visto il progetto che ha fatto l'assessore Bressa, l'ho condiviso, è bellissimo, non è la solita pista rettangolare, è veramente bella. Penso che sarà motivo di divertimento per i bambini, per i ragazzi, perché è veramente spettacolare. Sono molto contento. Quando l'assessore Bessa me l'ha proposto, mi ho chiesto anche sovrintendenza l'autorizzazione, devo dire che sta avendo un grosso successo. Avere un percorso nei giardini è spettacolare. Provate a pensare di sera, con i giardini illuminati, con le luci sono straordinarie, è pieno di gente, pieno di vitalità, è veramente un posto magico. Io non ho ancora avuto il tempo di andare a vederla, ogni tanto dico adesso vado, non riesco a trovare il tempo, però sono molto orgoglioso, ha fatto un bellissimo lavoro Bressa. No, sì, poi io... anche le luci, devo dire, Cepado è bella illuminata. Pensavo addirittura, quando è venuto Brescia scherzosamente, gli ho detto perché non potevamo passare con il ghiaccio anche il ponticello, andare dall'altra parte del canale dove ovviamente dovrebbero essere finiti quei due obbrobri che continuo a vedere, che prima o dopo chissà che i privati riescono a portare in porto. Però al di là della battuta è davvero qualcosa di molto Andate bello. Perché i giardini sono spettacolari e d'inverno con tutte le luci è una cosa magica. La pista ha dato quel qualcosa in più che è veramente bellissima. Senta, domenica 18 l'ho visto nel promo che noi poi abbiamo fatto con il servizio nei nostri telegiornali, torna il Canta Natale per i bambini di pediatria e il sindaco è vero che l'hanno chiamato i vigili perché hanno visto una renda sopra il tetto oppure è una battuta? Se riusciamo a avere l'immagine. Ha fatto uno spot meraviglioso, devo dire. Ma è vero quella lì, è una storia vera o è una battuta della renna? Adesso guardate lo sport. No, ma è silenzioso, non c'è la musica. No? Devo dire che la regia è stata meravigliosa, di conseguenza hanno inventato questa regia e tutte, a parte l'ospedale pediatria, è salito sul tetto con la renna. Hanno immaginato che i vigili del fuoco chiamassero abbiamo un pezzettino, mi scusi, abbiamo un pezzettino di audio, Dennis, con la musica? È bello. Se ce l'abbiamo. Devo dire che è bellissimo. Allora, tra poco ve lo diamo anche con l'audio. Ecco, così ce l'ho un po' con l'audio. È veramente bello. E siccome è molto bello, e questa qui è di un'idea di Barsotti, quindi Leandro, quindi... ma la mia domanda, è uno scherzo quello che l'hanno chiamato i vigili per la renna? Per andare, è un promo, certo. Nel senso i vigili del fuoco mi hanno chiamato e dice, sindaco, è vero che c'è una renna sul tetto della pediatria. Io ho guardato il volantino del promo e ho detto, sì, penso di sapere qual è il motivo. Devo dire che guardate, devo ringraziare anche Ticotà che ha contribuito molto in questo. Guarda, adesso spero che faccia vedere l'audio perché è veramente spettacolare. Adesso la regia farà il possibile perché non era il preventivo e quindi sto facendo un lavoro. Tutti i medici, infermieri, tutti hanno collaborato. In più, vabbè, lo mettiamo eventualmente appena. Mi chiama. Chiama il sindaco. Io guardo il volantino
penso di sapere. Adesso vediamo se c'è l'audio, poi ovviamente lo proporremo, perché abbiamo 4 messaggi, se è rapido sia Dennis nel leggerli che lei a rispondere. Okay. Andiamo con il primo, Dennis. Che succede con la variante del piano regolatore? I proprietari si devono ricomprare i loro terreni se vogliono vendere. Complimenti. Non capisco neanche la domanda. Dunque, che succede? La vogliamo spiegare con il piano regolatore? Dice questo messaggio, da quanto riesco a interpretarlo, che i proprietari si devono ricomprare i loro terreni se vogliono vendere. Cioè, non lo so, se magari questo telespettatore è più chiaro nel formulare la domanda. No, perché... se consente di lasciare il numero di telefono, faccio chiamare. No, abbiamo tutti i numeri, li abbiamo tutti i numeri, ovviamente quando arriva il messaggio. Non capisco nemmeno la domanda, francamente. Perfetto, allora chiedo al telespettatore se può essere più chiaro, eventualmente o Dennis o la Jessica contatterà questo signore per capirne qualcosa di più. Andiamo col secondo messaggio. Perché prima che parta il progetto della quarta linea dell'inceneritore, il sindaco, che è la prima persona responsabile della salute dei propri cittadini, non fa uno studio di biomonitoraggio dei metalli pesanti nelle unghie dei bambini come richiesto da ISDE Medici per l'Ambiente? Stiamo parlando di un importo di 15.000 euro. Tutto vero, non è vero la cifra, è stato chiesto all'unità sanitaria locale che deve fare l'indagine sui metalli pesanti e sugli unghie dei bambini. Ho fatto richiesta formale, non è, costa 15.000 euro, costa molto di più se è fatta seriamente, per cui verrà fatta. Assolutamente sì. Il sindaco ha risposto in maniera molto chiara. Andiamo con il terzo messaggio, Dennis. Buonasera a lei direttore, un saluto al sindaco Giordani, che ammiro perché è bravo, da Elvira di Vigo d'Arzere, che voleva chiedere se c'è qualcosa in programma per il ponte di Limena. È il piano di viabilità di cui ho parlato prima, nel senso c'è un progetto molto importante fatto da Vigo d'Arzere, Padova, coordinato dalla provincia, Cadoneghe e Limina, in cui c'è una viabilità diversa. È un grosso problema, lo so, c'è un grosso intasamento di auto, per cui stiamo cercando di risolvere il problema con l'aiuto della regione. Servono risorse importanti. Io mi auguro che non è facile mettere 4 comuni insieme, vi garantisco, devo dire sono stati bravi tutti quanti gli assessori a mettersi d'accordo tra una viabilità importante per risolvere il problema. Spero venga finanziata, non domani, sai, cosa che durano veramente tanto tempo. Andiamo nel quarto messaggio, Dennis, di questa tranche. Buonasera signor Sindaco, quando avremo Piazza Insurrezione senza auto, con delle belle sedute in mezzo a un po' di verde? Grazie. È il mio sogno, è il mio sogno. Ogni volta che passo su quella piazza dico: com'è possibile che facciamo un parcheggio? Stiamo lavorando tutti insieme, trovare una soluzione. Confesso che è un parcheggio che non è bello, è brutto. Veramente dà fastidio vederlo, però porta risorse importanti al comune, di conseguenza dobbiamo trovare il modo per, non lo metto sotto l'aspetto penale, in questo periodo abbiamo le risorse per il Ministero sono importanti, per cui stiamo cercando una soluzione. Mi auguro, spero che entro il mandato riuscire a sistemare Piazza Insurrezione. Veramente sono convinto anch'io che è una piazza che va valorizzata in maniera importante, è bella, vedere piena di macchine non mi piace assolutamente. Andiamo in pubblicità, rimanete con noi perché abbiamo ancora tante domande e anche messaggi per il sindaco tra poco.